Comunichiamo alla cittadinanza, dopo una serie di interlocuzioni, tavoli tecnici presso ANAS e presso gli enti preposti, da ultimo presso la prefettura di Agrigento, dove il 22 febbraio si è svolto un tavolo tecnico, abbiamo avuto l'autorizzazione all'installazione di un autovelox al bivio di Realmonte SS115, dove si sono appunto susseguiti una serie di incidenti uno dietro l'altro gravissimi, e che ci ha fatto molto preoccupare. Devo dire grazie a Sua Eccellenza il Prefetto che con estrema puntualità, attenzione per il territorio ma anche per la sicurezza pubblica è intervenuto immediatamente e ha preannunciato l'autorizzazione appunto alla detta installazione. E colgo l'occasione anche per dire che in quella riunione del 22, la prossima si svolgerà il 5 marzo, alla presenza appunto di Sua Eccellenza il Prefetto, ANAS e tanti altri, è stato aggiunto ai punti dell'ordine del giorno una apertura dell'arteria che si diparte da Punta Grande in direzione strada della Miniera e che potrà consentire sicuramente la deviazione del traffico del transito pesante verso la Pianogatta, quindi l'altra SS115, per i lavori che sono in essere al momento all'altezza di Bellavista, ma anche per consentire la non più percorrenza ai mezzi pesanti della SP68. Noi abbiamo chiesto con estrema preoccupazione l'inserimento di questo punto, rappresentando che i mezzi pesanti non possono percorrere un'arteria turistica senza mettere a rischio l'incolumità pubblica. Per questo abbiamo avuto immediatamente il benestare del Prefetto che appunto discuterà il 5 marzo anche questo ordine del giorno. Quindi si lavora senza soluzione di continuità nell'interesse della collettività e a garanzia di tutti.